Il gruppo parlamentare Nord chiama Sud interviene sulla crisi idrica agrumicola a Ribera, a rischio l'intero comparto. La Commissione europarlamentare incontra il Presidente della Regione Renato Schifani sull'emergenza abitativa nell'isola. Ieri ultimo appuntamento con la Via degli Aromi, il bilancio delle attività progettuali presso l'azienda agricola Airone. Interessante convegno oggi presso l'ospedale di Agrigento sull'epatiroidismo. Pomeriggio convegno della Federazione Italiana Medici Pediatrici all'Hotel Caos di Agrigento. Nuovi accertamenti della Procura per l'incidente stradale di Giuseppe Vinti dello scorso 3 settembre. Disposti nuovi accertamenti tecnici per il 21enne empedoclino che costò la vita alla Sabella Messina. Grande successo a Porto Empedocle per il concerto dei Teppisti dei Sogni per i 100 anni della nascita di Andrea Camilleri. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento di oggi di TV Notizie, di 19 settembre 2025. Il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, il gruppo locale di Sud chiama Nord di Ribera, interviene oggi sull'emergenza idrica a Ribera, servono risposte concrete e immediati interventi di soccorso irriguo. Il nostro servizio. Il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, il gruppo locale di Sud chiama Nord di Ribera intervengono oggi sull'emergenza idrica a Ribera, servono risposte concrete e immediati interventi di soccorso irriguo. Il perdurare della crisi idrica nel territorio di Ribera e della Valle del Verdura sta compromettendo la continuità produttiva delle aziende agricole e zootecniche, mettendo a rischio la sopravvivenza di un intero comparto che rappresenta la linfa vitale dell'economia locale. Con direttive dell'autorità bacino è stata autorizzata l'adozione di modalità straordinarie di prelievo dai volumi residuali degli invasi, anche tramite piattaforme galleggianti, per fronteggiare l'emergenza. Si tratta di misure necessarie e urgenti che tuttavia tardano a essere concretamente attuate. Come gruppo politico di Sud chiama Nord riteniamo che non basti intervenire nell'immediato, servono scelte di programmazione, investimenti strutturali che diano al nostro territorio garanzie di medio e lungo periodo. Per questo il gruppo politico di Sud chiama Nord afferma: abbiamo già presentato una mozione di indirizzo sul disciplinare gamma auto a diga Castello, strumento indispensabile per regolamentare con trasparenza la gestione delle risorse idriche. Chiediamo alle forze di maggioranza di sostenerle in aula, assumendosi la responsabilità di dare una risposta concreta al territorio riberese. Sollecitiamo pertanto la Regione e i consorzi di bonifica a predisporre un piano straordinario di manutenzione e di investimenti sulle reti e sulle infrastrutture idriche che oggi disperdono gran parte dell'acqua disponibile. Ribadiamo, continua Sud chiama Nord, la necessità di un coordinamento stabile e operativo tra le istituzioni, gli agricoltori e le comunità locali per trasformare l'emergenza in un'occasione di riorganizzazione e sviluppo, implementando nuove infrastrutture e nuovi invasi. Sottolineiamo l'impellente necessità di un'irrigazione di soccorso immediata, senza la quale il territorio rischia una vera e propria catastrofe agricola, con effetti irreversibili su produzione, occupazione e comunità. La crisi idrica del territorio di Ribera non può essere affrontata soltanto con misure eccezionali, servono impegni chiari, investimenti reali e scelte politiche coraggiose. Sud chiama Nord, continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze del territorio perché l'acqua è un bene pubblico essenziale e non può essere lasciata al caso. Questo quanto dichiarato in una nota stampa dal coordinatore regionale di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice, dal gruppo locale Sud chiama Nord di Ribera. Emergenza casa, la Commissione parlamentare europea House, guidata da Simona Tinaglia, a Palazzo d'Orleans incontra il Presidente della Regione Schifani, che ha affermato che la Sicilia è pronta a fare la propria parte. Il servizio. Il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo d'Orleans una delegazione della Commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi abitativa,
guidata da Irene Tinagli. Gli europarlamentari si trovano attualmente in Italia per una missione istituzionale che dopo la tappa di Milano ha raggiunto Palermo con l'obiettivo di analizzare da vicino i bisogni abitativi dei territori al fine di elaborare strategie europee che possono coadiuvare l'azione degli Stati membri e delle singole regioni. Questa visita rappresenta un'opportunità fondamentale, ha dichiarato il presidente Renato Schifani durante l'incontro, al fine di evidenziare le specificità del territorio siciliano e le sfide che affrontiamo quotidianamente nel garantire il diritto alla casa. Come Regione abbiamo già intrapreso alcune iniziative, come il contributo affitti per sostenere le famiglie in difficoltà, ma siamo consapevoli che è necessario un intervento strutturale. La revisione della politica di coesione europea rappresenta sicuramente un'occasione unica per destinare fondi specifici a questa emergenza sociale. La Sicilia è pronta a fare la propria parte, a intervenire con cofinanziamenti in accordo con le future strategie europee per poter finalmente affrontare la crisi abitativa in maniera organica e sistemica. All'incontro hanno partecipato, oltre a Irene Tinagli, che la preside, i membri della Commissione Marco Falcone, Nicolina Branic, Gabriele Biscoff, Giorgiana Todurescu e Marco Vesglai. Ultimo appuntamento ieri del progetto La Via degli Aromi, svoltosi al Baglio San Gregorio a San Leone, presso l'azienda agricola Aurone, diretta da Emanuele Gionfriddo, una passeggiata sensoriale con stazioni di assaggi e racconti. Noi abbiamo seguito l'evento. Ultimo appuntamento oggi della Via degli Aromi qui a Baglio San Gregorio. Sì, si completa finalmente una tappa che aveva avuto inizio con Agrigento Capitale della Cultura, con la Via degli Aromi, il progetto, e si prosegue e si apre chiaramente invece con la possibilità ai cittadini di poter visitare quello che abbiamo realizzato in questo periodo. Qui effettivamente oggi possiamo dire che abbiamo messo in pratica tutti quelli che sono stati i temi delle 5 giornate di incontro che si sono fatti nei giardini della città. Ecco, lei ha spiegato un po' le vie degli aromi che all'interno di questa struttura avete seminato, avete piantato. Sì, sono diverse erbe, chiaramente, tutte erbe aromatiche che fanno sempre bene, piacere, ma soprattutto questo passaggio sensoriale che è una cosa che ci distingue da tante cose, e poi il luogo magico che è Agrigento nel cuore della Valle dei Templi, all'interno della zona A, insomma è questo quello che ce lo rende ancora più particolare, più pregevole. Abbiamo visto diversi luoghi della città essere interessati al percorso della Via degli Aromi, luoghi particolarmente significativi. Tutti i giardini che abbiamo toccato avevano un significato e un senso, erano giardini particolari della città e noi come nuovo giardino ci volevamo accostare ad esso. Ecco perché avevamo fatto questo pensiero unicamente al comitato. Ecco, quale messaggio si vuole lanciare con questa iniziativa? Venite a trovarci e passate delle giornate meravigliose in armonia, spensieratezza e gioia. Ignazio Vassallo, agronomo, questa sera si conclude la Via degli Aromi qui presso l'azienda agricola Airone. Sì, questa sera parleremo del paesaggio agrario, delle vecchie tradizioni, del cibo buono, pulito e giusto e di come è cambiata l'agricoltura e di come sta trasformando il mondo, anzi l'ha trasformato il mondo, purtroppo in moltissimi aspetti in modo molto ma molto negativo. Ecco, questo è un po' un luogo magico, abbiamo visto che sono piantati diverse colture che fanno parte appunto della Via degli Aromi. Sì, la biodiversità, come sapete tutti, nell'agricoltura industriale, infatti si chiama agroagricoltura, e questa biodiversità ormai si è persa, monoculture, trattamenti intensivi, trattamenti con gli aerei, diserbanti a go-go, stanno portando alla distruzione, hanno già portato in alcune zone alla distruzione del suolo, delle acque e delle persone che pure ci vivono, malattie che tutti conosciamo purtroppo sono veramente molto gravi, però c'è una speranza che è l'agroecologia che stasera tratteremo. Giovanna Saieva, ultimo appuntamento oggi della Via degli Aromi che ha visto coinvolto la Saieva Onlus. Sì, oggi è l'ultima giornata
penso e credo che senza nulla togliere alle altre, una delle più importanti proprio perché la location, il luogo è l'azienda Erone che è stata anche il luogo dove si è svolto il progetto con i ragazzi. Qua i ragazzi sono venuti a piantare le piante, a fare la raccolta delle olive, a fare la raccolta dell'uva e tantissime attività, quindi noi siamo molto legati e affezionati a questo luogo che speriamo che sia un'agorà, no? Di crescita non solo per la via degli aromi e per i ragazzi ma per tutta la città. Che esperienza è stata anche da parte dei ragazzi, accompagnare i ragazzi, viverli qui in campagna? È stata un'esperienza straordinaria, intanto abbiamo potuto vivere la natura, abbiamo potuto vivere la libertà e questo luogo proprio perché è naturale ci ha permesso di vivere quegli aspetti naturali che invece in luoghi completamente diversi noi assolutamente non possiamo vivere. Ci ha messo a dura prova stare sotto il sole, camminare in campagna e quindi è stata un'esperienza dei sensi straordinaria. Totò Nocera, ultimo appuntamento della Via degli Aromi, ecco, lei ha accompagnato per i vari percorsi della Via degli Aromi, diciamo, le persone con i suoi racconti e con le sue interviste. Ecco un bilancio di questa esperienza. E devo dire è un'esperienza molto originale, molto profonda, molto intensa, perché ci permette di avere un rapporto diretto con la terra, con ciò che produce, in particolare gli aromi. Questi aromi tanto bistrattati, tanto così lasciati stare, messi da parte, che in realtà hanno avuto e avranno un ruolo fondamentale sia nel benessere della persona, nella culinaria, in alcuni ambiti della medicina, tipo gli oli essenziali. Diciamo che stiamo scoprendo un modo di stare insieme, di relazionarci molto intenso e originale, perché stiamo usufruendo del nostro territorio, riconoscendoci l'un l'altro, facenti parte di questo territorio di cui noi siamo orgogliosi di far parte, promuovendo non soltanto la terra e anche gli aromi, ma anche la capacità di stare insieme, promuovendo anche la capacità di stare con persone che hanno problemi, la capacità di interloquire attraverso il proprio corpo, i propri sensi, suonando, cantando, interrogando, raccontando, spronando le persone a esprimere qualche cosa che potremmo definire una microstoria che però nell'insieme crea la storia di tutto questo nostro territorio. La Via dei Aromi è veramente un grandissimo esempio di sviluppo territoriale di questa bellissima città di Agrigento. Mette insieme tutti i pilastri della sostenibilità, quindi economica, ecologica e sociale, includendo anche il nuovo concetto di salute, perché ovviamente attraverso la produzione di prodotti biologici, ma anche aromi, piante ad uso medicinale che noi possiamo raccogliere in questa bellissima terra, contribuisce non solo all'alimentazione della comunità, ma anche alla salute. Sì, è un progetto di un Fiore all'Occhiello, è diventata il 44 del dossier Agrigento Capitale della Cultura, è un progetto di terra, un progetto che fa conoscere la nostra tradizione anche agroalimentare, qualcosa di meraviglioso, un angolo di territorio agrigentino che era abbandonato, oggetto di incendi, adesso invece è qualcosa di meraviglioso, ci sono 1400 ulivi, 50.000 essenze piantate di tutti i tipi, alimentari e non, e che dire, devo ringraziare gli organizzatori, ringrazio a prescindere tutto il mio staff di Capitale della Cultura, ma anche Emanuele Gionfriddo, l'Onlus, Isaieva e tutti gli altri coloro che hanno avuto una parte per realizzare questo meraviglioso evento, un evento che peraltro non finisce domani, ma è un punto di partenza perché resterà qualcosa di meraviglioso al nostro territorio. A Palermo un incontro sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo, Ministero dell'Ambiente e l'Autorità Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, insieme per guidare la rotta verso l'inclusione del trasporto marittimo in Europa, esperti nazionali ed europei a confronto su nuove regole e opportunità di finanziamento. Ce ne parlano i colleghi di Palermo.
Il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Annalisa Tardino, è intervenuta al Marina Convention Center all'incontro EU-ETS Prospettive e Opportunità per la decarbonizzazione del settore marittimo, ovvero il sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea come principale strumento per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra. L'iniziativa è stata organizzata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica assieme all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e ha riunito fino ad oggi istituzioni, imprese e associazioni del settore. Durante le 2 giornate esperti italiani ed europei hanno presentato il nuovo quadro normativo e le opportunità di finanziamento per progetti di innovazione e sostenibilità come l'Innovation Fund. Oggi qui discutiamo dell'estinzione del sistema europeo di scambio di quote di emissione introdotto con una direttiva del 2003, la direttiva 87, che dal gennaio 2024 verrà estesa al settore che ci vede promessi, al settore marittimo. Si tratta di un evento certamente di portata di fondamentale importanza, non solo perché è un comparto che muove la gran parte delle merci globali nel mondo e che oggi viene chiaramente incluso, ma anche perché riguarda il nostro territorio da vicino con delle complessità che oggi e in queste 3 giornate di eventi saremo chiamati ad affrontare. Certamente le affronteremo e le affronterete da 2 diverse prospettive. Questo impegno vedrà di certo un impegno importante in termini di sforzi di adattamento, di investimenti tecnologici, di capacità di innovazione con costi e sacrifici. Ma ci piace guardare sempre il lato positivo e non possiamo certamente rimanere vincolati a quello che è stato, a quello che siamo. E questa prospettiva di costi e di sacrifici si deve tradurre con positività in opportunità. Certamente le nostre saranno occasioni per migliorare l'efficienza delle flotte, per accedere a finanziamenti dedicati, per rafforzare la competitività dei nostri porti, ma soprattutto, ed è per questo che oggi non è una scelta casuale, siamo qui a Palermo, per posizionare il Mediterraneo al centro della rotta della sostenibilità. E si è svolto stamani presso la sala convegni dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il progetto formativo aziendale ipotiroidismo in età pediatrica con diversi e qualificati esperti. L'evento è stato voluto dal dottor Giuseppe Gramaglia, primario del reparto pediatria dell'ospedale agrigentino. L'intervista. Dottor Gramaglia, si parla oggi di diabete nei bambini, ecco, voi come unità complessa della pediatria siete molto attenti a questo tema, ecco, lo scopo di questo interessante convegno oggi qui in ospedale qual è? Trattasi di un modulo che abbiamo creato insieme all'ufficio formazione della nostra AFE con la dottoressa Letizia Drogo, perché vogliamo investire su un'altra patologia endocrinologica che fa parte del nostro reparto, delle nostre competenze, che purtroppo ha un discreto indice di fuga, cioè l'ipotiroidismo. Tant'è che abbiamo invitato una delle migliori intelligenze siciliane, la professoressa Cristina Maggio della Clinica Pediatrica di Palermo, per darci alcune nozioni di carattere medico, scientifico e pediatrico in modo particolare, perché vogliamo provare ad evitare i viaggi della speranza per il problema dell'ipotiroidismo nei bambini, soprattutto di quello congenito, che comporta di un'azione pronta nelle prime settimane di vita e che costringe i familiari nei primi 15 giorni a recarsi di continuo a Palermo per aggiustare la terapia e quindi dare un dosaggio appropriato dell'ormone tiroideo, e che quindi comporta un dispendio di risorse sia a livello della famiglia sia a livello della nostra arte. Abbiamo colto l'occasione di questa progettualità con l'ufficio formazione proprio per fare questo. Infatti la professoressa Maggio ci intratterrà sia sull'ipotiroidismo sia sui problemi dell'ipertiroidismo in età pediatrica. Per quanto concerne la sua domanda, cioè la diabetologia, noi dobbiamo dire che ormai è una struttura
ben confermata nel nostro reparto, perché da circa 13 anni che agiamo su questo problema dei bambini diabetici e abbiamo ridotto, proprio stavo dando i dati del nostro ambulatorio del trattamento della chetoacidosi, abbiamo ridotto i viaggi nei centri di terzo livello. Oggi la diabetologia pediatrica è seguita come struttura semplice dalla dottoressa Buccarino Piera, dalla dottoressa Albino Claudia e dal dottor Gengo. Questi 3 colleghi seguono tutti i bambini diabetici ma anche obesi. Anche questo dell'obesità è un problema notevole, soprattutto ce ne accorgiamo quando andiamo a fare gli interventi in ambito scolastico, e su cui prontamente la nostra AFP dovrà agire anche creando nelle periferie, mi riferisco nelle altre pediatrie, quella di Sciacca, quella di Canicattì, quella di Licata, dei punti di riferimento che grazie all'impegno del nostro direttore generale della triade strategica tutta stiamo cercando di risolvere e di ridurre al massimo i viaggi verso i centri di terzo livello. Io credo che sia fondamentale essere relazioni culturali e non solo, perché poi sono relazioni anche dirette al bene, all'interesse e alla crescita adeguata dei bambini del territorio con gli ospedali della regione, perché questo diventa un modo per creare delle buone pratiche di gestione di pazienti che hanno per esempio delle patologie croniche e che quindi hanno necessità non solo di afferire ai centri di eccellenza di terzo livello, ma anche ai centri competenti di pediatria presenti nel territorio, per evitare spostamenti che possono anche creare difficoltà non solo economiche ma di tipo pratico alle famiglie stesse. Io credo che sia importante quello che è stato programmato per oggi, e quindi non è l'unica giornata in cui il dottore Gramaglia ha organizzato questo tipo di incontri, al fine davvero di trovare quelle che sono le strategie più opportune per gestire questi pazienti e soprattutto per inventare una nuova sanità che con le risorse attuali presenti in Sicilia possa realmente rendere il meglio per i nostri piccoli. Oggi relazione alla dottoressa Buscarino che si occupa di diabete mellito, quindi lei è la responsabile proprio dell'ambulatorio e seguiamo più di 150 bambini a cui da almeno 2 anni riusciamo a posizionare il microinfusore, che è la terapia gold standard del diabete. Io relazionerò giorno 20 sulla tematica dell'obesità, perché purtroppo nella nostra provincia i bambini obesi sono sempre più in aumento e quindi grazie all'intuizione del dottore Gramaglia nel nostro ambulatorio ci occupiamo di obesità, di prevenzione e cura di questa cosa. Ecco, una radiografia del vostro settore, così brevemente. Noi seguiamo da circa 10 anni più di 200 bambini diabetici e ogni anno sempre più bambini obesi. Nell'ultimo anno sono più di 120. Per fortuna la maggior parte di essi sono soltanto affetti di obesità essenziale. Quindi è un dato che sta aumentando in provincia? Purtroppo sì, perché i nostri bambini mangiano male e si muovono poco. Quindi il nostro ruolo è anche un ruolo di prevenzione all'interno delle scuole, all'interno delle famiglie, per educarli alla sana alimentazione e allo sport. E che risposta avete? E se riusciamo ad andare dietro a sensibilizzare le famiglie sulle complicanze dell'obesità, far vedere l'obesità come una vera e propria malattia, allora sì, si sensibilizzano. Però bisogna anche sottolineare che l'obesità non è dovuta soltanto a questo, ci sono anche forme di obesità secondarie ad altre patologie che per fortuna non sono in numeri così notevoli. E la FIMS, Federazione Italiana Medici Pediatri, celebra oggi ad Agrigento, capitale italiana della cultura, e lo fa con il congresso regionale dal titolo Arte, Cultura e Pediatria, in programma da oggi pomeriggio venerdì a domenica prossima all'Hotel Caos, il servizio del programma. La Federazione Italiana Medici Pediatri, FIM Sicilia, celebra ad Agrigento, capitale della cultura 2025, e lo fa con il congresso regionale dal titolo Arte, Cultura e Pediatria, in programma da oggi pomeriggio, venerdì a domenica prossima all'Hotel Caos. È proprio il titolo del congresso a custodire i messaggi che, oltre ad Agrigento, capitale della cultura, ci riportano indietro nel tempo, legati a tratti storici e culturali della nostra terra. Il focus sulla multidisciplinarietà
Di nuovo, il focus sulle multidisciplinarietà delle cure pediatriche, attualità e prospettive, sarà il tema della tavola rotonda che aprirà pomeriggio i lavori. Il secondo appuntamento con gli specialisti provenienti da ogni dove è fissato alle 9 di sabato. Ad aprire i lavori sarà un tema di grande interesse, la responsabilità civile del pediatra di libera scelta, al quale farà seguito la sezione dedicata alla relazione di cura in pediatria. Quindi alle 10:30 appuntamento con Nascere Sani, un progetto per la salute dell'età fertile ai primi 2 anni di vita. Non può non mancare la sessione dedicata all'offerta vaccinale tra il Piano Nazionale Prevenzione e il calendario per la vita, immediatamente seguita alle 11:45 di sabato dalla sessione dedicata alla profilassi anti-VRS con anticorpo, esiti e impatto dell'intervento nella provincia di Caltanissetta. Alle 15 si discuterà di obesità e sovrappeso, andamento in Sicilia, di obesità sulle complicanze in età pediatrica. Alle 15:45 sarà affrontato il tema ultime novità sul diabete mellito. Spazio anche a un argomento di largo interesse comune: mamma mia, non ho più latte. Quale latte per mio figlio o per mia figlia? Dopo il quale si parlerà di concetti essenziali sul neurosviluppo, prima della pausa caffè. 15 minuti dopo i lavori proseguiranno con la ectoparasitosi, mentre l'ultimo argomento della sezione sarà dedicato alle innovazioni tecnologiche in pediatria. Ultimo appuntamento con arte, cultura e pediatria è in calendario domenica alle ore 9 con la tavola rotonda sul tema La pediatria del futuro. La discussione sui temi trattati anticiperà la chiusura dei lavori prevista per le ore 12 di domenica. Non parte l'assistenza igienico-personale per gli studenti diversamente abili, una criticità già vista negli scorsi anni che oggi ha suscitato la protesta degli assistenti davanti a Palazzo Comitini. I colleghi di Palermo. Anche quest'anno non è partito il servizio igienico personale per gli studenti diversamente abili a Palermo e provincia, nonostante le lezioni siano iniziate dal 15 settembre. Sembra che all'inizio dell'anno scolastico le attività di assistenza nelle scuole siciliane stiano riprendendo in maniera non uniforme, causando gravi disagi agli studenti, alle famiglie e alla categoria professionale che si occupa da anni di assistere gli studenti all'interno delle scuole. Oggi la protesta nel capoluogo davanti Palazzo Comitini, sede della città metropolitana. Io sono la mamma di Marzia, una studentessa della scuola Duca Abruzzi, una studentessa che per il momento è a casa perché manca il servizio di assistente igienico-sanitario, cosa che sinceramente non dovrebbe esistere. Mia figlia solitamente gli altri anni andava a scuola all'inizio dell'anno e io rimanevo fuori scuola ad aspettare che mi chiamavano per accompagnare mia figlia, cosa che sinceramente non è un dato di fatto, non è possibile. Città metropolitana come ogni anno chiede una documentazione e noi genitori la rispettiamo con i tempi ed è giusto che anche loro rispettino questa situazione, quindi che favorisce e aiuti i ragazzi diversamente abili ad avere un assistente, una figura per poter andare anche in bagno o tante altre cose. Un problema che si ripete, un rimpallo di competenze e la giustificazione che danno è il fatto che non ci siano risorse. Non esiste un discorso del genere, già da troppi anni assistiamo a questa vergogna inaudita. I ragazzi comunque con disabilità hanno tutto il pieno diritto di frequentare la scuola come tutti gli altri ragazzi, questo purtroppo non accade. Noi siamo qui in delegazione, diciamo, a rappresentare ancora una volta questo problema serio, serissimo, problema che dovrebbe essere trattato sia dal punto di vista della direzione della città metropolitana che anche dal Consiglio provinciale, che è questo nuovo organo che praticamente è venuto a crearsi in questo periodo. Di fatto in media questi ragazzi quando iniziano a frequentare anno dopo anno? Allora, solitamente con un ritardo sempre di settimane, alcuni anche mesi. Tra l'altro ci tengo a precisare che ogni volta le istituzioni fanno una sorta di discriminazione tra studenti di serie A e studenti di serie B, quindi studenti che sono provvisti di una certificazione UVM che viene richiesta dalla Regione e studenti che non hanno questa certificazione a cui si tenta spesso di non dare il servizio. Insomma, poi alla fine della situazione la verità è una, che qui questo servizio è come se fosse un peso per le istituzioni e noi non lo possiamo permettere.
Linea alla regia per la pubblicità. La Protezione Civile regionale ha stanziato le somme per procedere al distacco del carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento dalla fornitura idrica di Favara, recuperando una vecchia condotta inutilizzata da diversi anni. Questo consentirà di recuperare fino a 15 litri di acqua al secondo, soprattutto importante nel periodo estivo. Quando portammo avanti questa proposta qualcuno la definì una sciocchezza, afferma il sindaco di Favara Palumbo. Un'altra prova di quanto stiamo facendo anche sul fronte dell'emergenza idrica, dato che Favara è anche tra i pochi comuni ad avere riattivato pozzi comunali sul proprio territorio. Certo, questo non basta a superare un'emergenza indegna di un paese civile, ma la strada intrapresa è quella giusta. Sono stati pubblicati ieri sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ambito territoriale di Agrigento, 3 nuovi interpelli riguardanti i posti di insegnamento a tempo determinato nelle scuole secondarie di primo grado. Le opportunità riguardano discipline musicali, coinvolgono gli istituti di Ribera, Canicattì e Menfi. Gli avvisi rappresentano un'occasione importante per i docenti di strumento che cercano incarichi per l'anno in corso. Le selezioni sono relative alle classi di concorso percussioni, violino, violoncello. Le candidature vanno presentate seguendo le scadenze indicate nei vari bandi. Passiamo alle notizie di cronaca. La Procura di Agrigento ha disposto nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'incidente stradale costato la vita a Giuseppe Vinti, il 20enne di Raffadali. Il drammatico sinistro, ricordiamo, che si è verificato lo scorso 3 settembre lungo la strada provinciale 17 in territorio di Montaperto. Il sostituto procuratore Annalisa Failla ha conferito all'ingegnere Barcellona l'incarico di svolgere una perizia cinematica utile alla ricostruzione della dinamica dei fatti. Il consulente depositerà i risultati entro 3 mesi, dovrà in particolare valutare tempi, spazi e velocità del veicolo finito nel burrone. Giuseppe Vinti si trovava a bordo di una Fiat Punto in compagnia di altri 4 amici per motivi ancora in corso di accertamento. Il conducente dell'auto ha perso il controllo finendo la corsa fuori dalla sede stradale. Per il 20enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'automobilista, un 21enne empedoclino che si trovava alla guida della Renault Clio, è indagato per ipotesi di reato di omicidio stradale. La Procura di Agrigento ha disposto accertamenti tecnici al fine di ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente stradale che costò la vita a Isabella Messina, l'impiegata agrigentina di 64 anni, travolta e uccisa da un'auto a pochi metri dal lidi di Porto Empedocle in zona Marinella. L'automobilista, il 20enne empedoclino, si trovava alla guida della Renault Clio, è indagato per l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Nella giornata di martedì verrà affidato l'incarico a un consulente. Anche la difesa dell'indagato, rappresentata dall'avvocato Luigi Troia, potrà nominare un perito di parte per partecipare alle operazioni. Il tragico sinistro si è consumato lo scorso 10 settembre, poco prima del bivio che conduce al Lido Azzurro. Trovato in possesso di un panetto di hashish, un bilancino di precisione e un coltello sporco di droga, un 24enne di nazionalità tunisina senza permesso di soggiorno ma domiciliato ad Agrigento è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento. Deve rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti nel corso della perquisizione hanno trovato e sequestrato anche un'agendina con nomi, cifre di presunti clienti. L'arrestato in flagranza di reato è scattato in pieno centro di Agrigento. L'immigrato, dal controllo sulla generalità, è risultato essere irregolarmente presente nel nostro territorio.
No alla scarcerazione con conseguente applicazione dei domiciliari. La Corte di Assise di Agrigento ha rigettato l'istanza avanzata dall'avvocato Santolucia che chiedeva una misura cautelare più lieve nei confronti di Angelo Di Falco, 40 anni, di Palma di Montechiaro, fratello di Roberto Di Falco, l'uomo ucciso a margine della sparatoria avvenuta lo scorso febbraio del 2023 nel piazzale di una concessionaria a Villaggio Mosè. Angelo Di Falco dunque resta in carcere. È arrivato al Giro di Boa il programma di settembre Nisseno, un mese ricco di eventi che ha trasformato il comune di Caltanissetta in un grande palcoscenico a cielo aperto, un calendario fitto di appuntamenti che ha saputo coinvolgere cittadini, quartieri, scuole e associazioni. Il servizio è di Giovanna Monreale. È arrivato al Giro di Boa il programma di settembre Nisseno, un mese ricco di eventi che ha trasformato Caltanissetta in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un calendario fitto di appuntamenti pensati per valorizzare il territorio e l'identità, coinvolgendo cittadini, quartieri, scuole e associazioni. Dalle mostre d'arte ai concerti e agli spettacoli teatrali, ogni angolo della città è diventato un luogo di incontro e condivisione, un percorso che guarda al futuro ma con radici ben salde nella tradizione, come dimostra il grande successo di Note di Devozione, uno spettacolo emozionante che ha saputo fondere musica e teatro in un affascinante viaggio tra le tradizioni religiose locali, regalando al pubblico un momento di intenso legame con la propria storia. Numerose le iniziative dedicate al volontariato, grazie alla partecipazione di tante realtà associative del territorio per sensibilizzare e promuovere una cultura della solidarietà attiva. Ampio spazio è stato dedicato anche allo sport, con eventi di grande fascino come la 70ª edizione della Coppa Nissena, disputata lo scorso fine settimana. Una gara che continua a emozionare e a scrivere pagine importanti della storia sportiva cittadina e che per la cronaca ha visto il successo del pilota marsarese Francesco Conticelli. E anche nei prossimi giorni il programma continuerà con un crescendo di appuntamenti, da jazz in centro storico al Grand Tour Sicilia Bike, passando per il suggestivo picnic in costume d'epoca. Il gran finale è atteso per il 29 settembre con la festa di San Michele, un momento quest'anno ancora più significativo perché celebra i 400 anni dall'apparizione del santo protettore della città. Per l'occasione si terrà la tradizionale e sentita processione, un appuntamento che da anni segna la conclusione del mese di festa. Grande successo ieri sera a Porto Empedocle per l'esibizione musicale dei Teppisti dei Sogni. L'evento, ricordiamo, è inserito nelle manifestazioni che il comune di Porto Empedocle sta organizzando per i 100 anni della nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri. Vedremo uno stralcio del concerto. Qui vi voglio! E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.